Sì, sì, sì. Ok. Buongiorno e benvenuto a tutti. Siamo qui per questa iniziativa sull'importanza della prevenzione nelle malattie cardiovascolari con un focus incentrato sull'ipercolesterolemia. Direi di far partire il saluto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che è rimasto bloccato a Roma e adesso ci ha mandato questo video. Prego dalla regia. Oggi in Consiglio regionale una giornata per promuovere la prevenzione. Con un semplice pungidito, uno screening non invasivo che permette di valutare il proprio stato di salute, permette di verificare come stiamo ed è una cosa che cerchiamo di promuovere assieme a tutta la campagna che come Regione Veneto viene fatta sugli corretti stili di vita. Prevenzione, sana alimentazione e anche movimento fisico. Messi assieme queste cose ci permettono di vivere meglio, di guardare avanti il proprio stato di salute proiettato appunto al futuro per assicurarsi una migliore qualità della vita. Quindi seguite questo esempio, fatevi delle verifiche cicliche e costanti per riuscire a capire come è il vostro stato di salute, ripeto, serve per il vostro futuro. Grazie alla regia, grazie anche al Presidente che si scusa, arriverà credo attorno alle 2, quindi non avrebbe fatto a tempo. Lascio la parola alla dottoressa Sonia Brescaccin, Presidente della Quinta Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto. Prego, Presidente. 1 su 10. Un Veneto su 10 ha il colesterolo oltre i limiti. La dislipidemia è una malattia cronica che in Regione Veneto colpisce circa l'11,3% della popolazione, ovvero circa 554.000 soggetti, il 95% dei quali viene sottoposto a trattamento farmacologico. È con piacere quindi che saluto il professor Alberto Zambon, docente del Dipartimento di Medicina Università di Padova e lipidologo di riferimento a livello europeo nell'ambito delle problematiche vascolari, nonché il dottor Claudio Bilato, direttore generale degli ospedali Oves Vicentino e presidente regionale dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Ringrazio entrambi perché la vostra presenza ed esperienza arricchisce questo momento che il Consiglio regionale del Veneto, il presidente Roberto Ciambetti, ha voluto organizzare e mi ha voluto coinvolgere, momento di riflessione e ci aiuta a comprendere la rilevanza e gli effetti di questa patologia. Le evidenze scientifiche ci riportano in maniera univoca un rapporto causale diretto tra elevati livelli di colesterolo ed eventi cardiovascolari, quali l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale. Per raggiungere il target lipidici raccomandati dalle linee guida delle società europee di cardiologia e quindi migliorare la qualità di vita nei pazienti, è di fondamentale importanza lavorare prima di tutto sulla prevenzione e successivamente sulla presa in carico corretta del paziente utilizzando tecnologie e farmaci appropriati e all'avanguardia. Ecco quindi che la rete regionale di assistenza ospedale territorio diviene fondamentale per i pazienti dislipidemici con un rischio cardiovascolare molto alto, in quanto rende possibile una presa in carico dei pazienti ottimizzata ed efficace, sia in termini di monitoraggio clinico che di miglioramento dell'aderenza terapeutica, favorendo la collaborazione tra gli specialisti e i medici di medicina generale e conseguentemente riducendo gli eventi cardiovascolari come infarto e ictus. Anche nell'ambito delle patologie cardiometaboliche croniche, il Veneto si conferma una regione virtuosa, mettendo in campo tutte le azioni che contribuiscono a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie che cronicizzano, per il benessere dei pazienti e nell'ottica di garantire una sempre maggiore appropriatezza di spesa per il servizio sanitario regionale. Se parliamo di prevenzione cardiovascolare, affrontiamo un tema molto ampio che non riguarda solo l'aspetto clinico di una patologia, ma che si sviluppa anche nell'ambito della vita e delle abitudini dei pazienti. E pertanto la Regione affronta i temi della prevenzione e della sensibilizzazione sia da un punto di vista ospedaliero che territoriale.
Esistono infatti diversi fattori di rischio che possono contribuire all'ipercolesterolemia, tra i quali la dieta, il sovrappeso e l'obesità, ma anche la mancanza di attività fisica. Ecco perché la Regione del Veneto ha introdotto diverse azioni, a partire da quelle contenute nel Piano regionale di prevenzione 2020-2025, sviluppato poi attraverso specifici programmi, tra i quali Veneto per la Salute, il protocollo di intesa salute in tutte le politiche scuola-regione, volte a diffondere l'informazione e la promozione di stili di vita corretti e non solo, negli ambiti della socialità, quali le scuole, i comuni e alcune attività lavorative private. Si tratta di programmi che prevedono azioni di prevenzione ed anche di diagnosi precoce, coinvolgendo figure professionali che ruotano attorno alla salute del paziente, medici di medicina generale, ambulatori territoriali, pediatri di libera scelta, palestre della salute, infermieri di territorio, eccetera. Lo sviluppo di queste progettualità, tra le quali si inserisce l'importante campagna di comunicazione regionale Vivo Bene, permette di raggiungere un grande numero di persone, a partire già dai ragazzi delle scuole, offrendo loro gli strumenti per poter essere coscienti dei rischi legati alle patologie, ma anche delle conoscenze e degli strumenti attualmente disponibili per poter opportunamente trattare e prevenire. Grazie e lascio la parola io agli ringrazio ospiti. la Presidente e lasciamo, prego, un paio di domande, ecco così partiamo dal professor Zambon dell'Università di Padova, che voglio rammentare in fatto di cardiologia è un centro di ricerca e di studio tra i più importanti in Italia, e il professor Zambon nell'ambito della sua specializzazione è ai vertici di questa università e anche appunto della cultura europea. Io rammento solo una cosa, Presidente, che, e lo rammento a tutti, l'obiettivo 3 della famosa Agenda 2030 delle Nazioni Unite riguarda proprio la salute e la diffusione della salute, tra le altre cose anche la sana alimentazione messa. Professore, allora, quando leggiamo nei giornali il killer silenzioso, il colesterolo, che in realtà dopo uno si domanda se è un killer, perché essendo dentro il nostro corpo umano non è che noi sviluppiamo killer, è una cosa che serve all'organismo, ma diventa drammatico in certi momenti. Prego, ci presenta questo killer. Buongiorno a tutti, in effetti. Sì, killer silenzioso è uno degli, diciamo, delle definizioni che sono state applicate al colesterolo. È vero, di colesterolo ne abbiamo bisogno perché costituisce parte delle nostre membrane cellulari e fa parte della struttura di vitamine e di ormoni. Il problema è che ne abbiamo abbondantemente in eccesso. E purtroppo il colesterolo, e ormai sono 40 anni di evidenze, è una causa, un fattore di rischio fondamentale per le problematiche cardiovascolari, infarto miocardico, come ha poc'anzi accennato, ictus cerebrale, arteriopatie periferiche. Essendo un killer silenzioso, se non lo conosciamo non riusciamo a combatterlo. Questa è la, diciamo, la morale principale. E purtroppo a tutt'oggi, sia dal punto di vista delle persone, sia dei colleghi medici, specialisti e non specialisti, c'è ancora una consapevolezza inadeguata della pericolosità che avere livelli elevati di colesterolo comporta, purtroppo sino a quando poi non si rendono evidenti i danni. Come funziona più o meno il colesterolo cattivo? Esatto, quando parliamo di colesterolo, e questo penso sia evidente quando riceviamo la risposta da un banale esame del sangue, c'è un colesterolo totale e poi sotto vediamo due sottoclassi. Il colesterolo HDL, sono delle particelle che sostanzialmente non provocano danno alle arterie, e poi il colesterolo LDL. Il colesterolo LDL è quello che comunemente viene chiamato colesterolo cattivo. È un colesterolo che diciamo, viene eliminato dal fegato, ma quando è in eccesso e rimane in circolo può infiltrarsi sotto la parete che protegge le arterie, l'endotelio, andando a depositarsi sotto questo rivestimento delle pareti, nello spessore della parete arteriosa, dove contribuisce ad accumularsi, a scatenare dei processi infiammatori che poi portano alla formazione di quella che chiamiamo la placca ateromasica. Sostanzialmente un paragone banale, il calcare nelle tubature. Ecco, quando vediamo il calcare nelle tubature che incrosta
le tubature dei nostri bagni o dei nostri sistemi idraulici, diciamo che più o meno possiamo paragonarlo alla placca aterosclerotica. La placca ha come combustibile principale il colesterolo LDL, il colesterolo cattivo. Non solo, perché a tutt'oggi abbiamo delle cognizioni un pochino più avanzate, ma sicuramente il killer numero uno che contribuisce alla formazione e alla crescita di queste incrostazioni a livello delle arterie è in effetti il colesterolo LDL, il colesterolo cattivo, che va quindi misurato sempre. Non accontentiamoci mai del valore del colesterolo totale, richiediamo sempre il colesterolo LDL. Ecco, va misurato sempre, cioè ogni quanto? Allora, va misurato perlomeno una volta nell'adulto, diciamo dai 40 anni in su uno deve per forza avere un'idea di quello che è il profilo lipidico e quindi anche il colesterolo LDL. Nella prevenzione ovviamente primaria, prima di eventi cardiovascolari, va misurato per vederne i livelli. Se poi uno ha livelli elevati che richiedono o un cambiamento di stile di vita oppure l'approccio con dei farmaci, questo va misurato almeno una volta all'anno, se non inizialmente, quando si inizia la terapia, una volta ogni 6 mesi. Questo è uno dei problemi che rende il colesterolo il killer silenzioso. Il paziente diabetico ha la possibilità di misurare la glicemia a casa in maniera molto semplice. Il paziente iperteso ha la possibilità di valutare la pressione a casa. Non abbiamo la possibilità di misurare il colesterolo in maniera rutinaria, se non recandoci nei laboratori, ovviamente, diciamo di biochimica clinica. Per cui uno dei problemi è proprio il fatto che noi misuriamo il colesterolo una volta all'anno, chi è in terapia, meno in chi non è in terapia, dopodiché di questo killer silenzioso ce ne dimentichiamo. Ecco, prima di passare la parola a chi invece è sul campo di battaglia ogni giorno nell'ospedale e vede quindi la concretezza dei casi, le domando, c'è l'approccio anche farmaceutico, ho detto, però se uno va al supermercato si trova anche una sfilza di integratori, anche costosi in alcuni casi, cioè servono o no? Allora, gli integratori non sono una sostituzione alla terapia farmacologica, questo deve essere molto chiaro. Non è che uno stoppi la presa di un farmaco e prenda l'integratore, perché non sono i sostituti di una terapia farmacologica che si presume data da un collega, quindi sulla base di condizioni cliniche e dati di colesterolo LDL. Funzionano? Funzionano, ce ne sono di vari tipi, ce ne sono alcuni che vanno a rallentare l'assorbimento intestinale del colesterolo, i cosiddetti fitosteroli o colesteroli vegetali. Ci sono altri farmaci a base del riso rosso fermentato, molto comuni, li troviamo ai supermercati. Funzionano chiaramente in misura ridotta, ma funzionano perché contengono piccole dosi di statina. Quindi il riso rosso fermentato ha una sua funzione, ovviamente come dicevo non sostitutiva rispetto alla terapia farmacologica, ma l'effetto sul colesterolo si vede e si vede perché contiene piccole dosi di statina che poi a dosi diverse utilizziamo invece per i pazienti che hanno bisogno di riduzione di colesterolo. Quindi un paziente che già prende delle medicine può anche prendere questi integratori o è meglio di no? No, perché se uno prende già delle medicine, sono delle statine, pigliare per esempio un farmaco a base di riso rosso non fa altro che aggiungere una piccola dose di un farmaco che lui a dosi molto più importanti sta già prendendo. Qualche volta può essere utile se noi utilizziamo degli integratori alimentari che hanno dei meccanismi di azione diversi. Vi dicevo, il colesterolo vegetale, per esempio, riduce l'assorbimento di colesterolo a livello intestinale, quindi in qualche caso può fornire un piccolo aiuto in persone che prendono determinati tipi di farmaci. Però il mio suggerimento è, mi raccomando, consultate sempre il vostro medico di medicina generale o il vostro specialista prima di addentrarvi ed iniziare qualsiasi tipo di terapia, anche con i cosiddetti nutraceutici integratori alimentari. Ecco, quindi ribadiamo, guarda, questo è un passaggio molto importante, anche perché da quanto ho letto tantissimi pazienti iniziano le cure e poi le abbandonano proprio perché essendo asintomatico il colesterolo sembra di non ne averne bisogno, quindi invece bisogna continuare. È un problema importantissimo. Qua poi il dottor Bilato parlerà dei pazienti che lui vede e quindi che sono già a rischio molto alto perché magari hanno già avuto un evento cardiovascolare, ma quello che ha detto lei è il problema principale, perché farmaci efficaci e sicuri li abbiamo, il problema è che non vengono presi o vengono presi per un periodo limitato di tempo.
e quindi quella che tecnicamente si chiama scarsa aderenza terapeutica, al punto tale che a tutti gli effetti questa scarsa aderenza terapeutica è stata elevata a nuovo fattore di rischio cardiovascolare, perché se uno non prende il farmaco chiaramente non ha nemmeno i benefici associati con questo farmaco. Questo è un problema importante perché, come diceva lei, anche a breve distanza, anche da un evento critico clinico, una quota importante di persone non prende più la terapia o prende una terapia a dose ridotta, e questo purtroppo rappresenta un grossissimo problema dal punto di vista clinico. Ecco, adesso passiamo invece dalla clinica di ricerca alla quotidianità di chi si trova nella trincea ad affrontare le malattie coronariche, tutte quante ovviamente, ma anche quelle causate da questo killer silenzioso o determinate in realtà anche da nostri comportamenti sbagliati. Parto con una domanda. Ci sono dei limiti, dei numeri, no? Anche nel colesterolo, rapport, però è anche vero che ciascuno di noi risponde in maniera diversa sia ai farmaci sia alle cure, alle attività, quindi non è che esistono dei numeri magici oltre i quali non bisogna andare e sotto i quali bisogna restare. Per ciascuna persona ci sono degli indicatori precisi che vengono stabiliti appunto dal medico curante o meglio ancora dallo specialista. Nella sua esperienza invece che realtà si trova a fronteggiare? Beh, devo dire che ci sono dei numeri, questi numeri dovrebbero essere rispettati soprattutto per quanto riguarda i pazienti che hanno già avuto un evento coronarico. Questi sono i pazienti che noi definiamo a rischio cardiovascolare molto alto o estremo. Perché? Perché chi ha già avuto un infarto del miocardio, uno stroke, o ha un problema di arteriopatia obliterante periferica, sicuramente ha un rischio di avere una ricorrenza di eventi nettamente superiore. È il campo della prevenzione secondaria. Quali sono questi numeri? Se mi posso aiutare con 2 diapositive per farvele vedere, credo che sia importante. Se mi dà la prima, vediamo un po'. Questa non è una diapositiva. No, questo è il... No, speriamo di no. Se ce la fa, ma in realtà torno indietro un attimo, vediamo un po' se riesco. Eccolo qui, ecco, in questa qui volevo farvi vedere questa diapositiva che sembra complessa, però questa diapositiva ci dice delle cose molto importanti. Quello che voi vedete lì sono 5 gruppi di pazienti basati sul rischio di questi pazienti. Ci sono quelli a rischio cardiovascolare low, basso. Bene, in questi pazienti il colesterolo LDL deve rimanere sotto i 116 mg decilitro. Poi ci sono i pazienti a rischio cardiovascolare moderato. In questi pazienti il colesterolo LDL deve rimanere sotto i 100. Poi ci sono i pazienti a rischio cardiovascolare alto. Questi pazienti devono avere un colesterolo LDL sotto i 70. Guardate che basso, moderato e alto sono tutti pazienti che non hanno ancora avuto un evento coronarico, ma che hanno un profilo di rischio che è basso, moderato o alto, a seconda di altre variabili cliniche, la presenza o meno di diabete, la presenza di altri fattori di rischio, l'età, l'abitudine tabacica, lo scarso esercizio fisico. Noi riusciamo a calcolare con degli score, con dei punteggi, il rischio di questi pazienti. Lo fa anche il medico generalista, il medico di medicina generale, quello che un cittadino va a visitare periodicamente e che calcola questi rischi. Poi abbiamo 2 categorie di pazienti che interessano principalmente noi cardiologi, che sono i pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato e estremo. Bene, in questi pazienti che hanno già avuto un evento, il colesterolo LDL deve rimanere sotto i 55 mg decilitro o addirittura sotto i 40 mg decilitro. Quindi sono target, sono obiettivi molto aggressivi che però oggi, grazie alla terapia farmacologica, riusciamo a raggiungere, ecco, e che dobbiamo garantire a tutti i nostri pazienti. Grazie alla terapia, cioè i farmaci attuali possono, cioè, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, riescono a far raggiungere questi risultati. Assolutamente sì, vi faccio vedere un'altra diapositiva senza andare nei dettagli, ma per farvi vedere che in differenti setting di pazienti, cioè quelli che hanno avuto un evento, quelli che hanno delle forme genetiche di ipercolesterolemia come l'ipercolesterolemia familiare, quelli che sono intolleranti ai farmaci di prima scelta che sono
molto importanti che sono le statine. Bene, in questi pazienti possiamo utilizzare una serie di farmaci molto importanti. Vedete che le riduzioni che possiamo ottenere oggi, cosa impensabile quando io e il professor Zambon ci siamo laureati a metà degli anni 80, bene, oggi riusciamo a avere dei cali che sono al di sotto degli 80-85% dei livelli di partenza. Questo cosa significa? Permettetemi di farvi vedere un'altra diapositiva. Significa che questi pazienti hanno una riduzione degli eventi, qui ovviamente è difficile da spiegare, ma sempre andando in linea generale, i pazienti nella curva blu sono quelli che non prendono questi farmaci, i pazienti nella curva rossa sono quelli che prendono questi farmaci, ce n'è uno che è Evolucoba, ce n'è un altro molto nuovo e molto efficace che è l'Inclisiran, che blocca una proteina chiave nel metabolismo del colesterolo. Bene, questi farmaci, vedete, riducono gli eventi nei pazienti che già hanno avuto eventi, e questi farmaci in realtà quello che fanno, modificano la storia della placca. Anche qui è difficile da capire, però soltanto per farvi vedere, concentratevi ad esempio sul pannello, sull'ultimo pannello alla vostra destra, in cui c'è uno spessore. Quello spessore è il cappuccio fibroso che ricopre la placca che si sta formando. Più quello spessore è spesso, è grosso, maggiore è la protezione. Vedete che questi farmaci, se confrontate la foto in alto a destra con la foto in basso a destra, vedete che lo spessore aumenta grazie all'utilizzo di questi farmaci, e questo significa che questi farmaci sono capaci di modificare la storia naturale della placca, di modificarla, renderla meno vulnerabile, e quindi il paziente ha una prognosi che è favorevole, perché in realtà oggi come oggi, grazie a questi farmaci come gli anti-PCSK9, grazie ad Inclisiran, riusciamo a guarire il paziente dall'aterosclerosi, che, come diceva il professor Zambon, è la causa principale dell'evento coronarico, della malattia cardiovascolare. Giustamente avete accennato entrambi anche ad altri fattori di rischio che, sommati all'ipercolesterolemia, determinano una bomba, quasi quasi il colesterolo può diventare l'innesco della bomba che esplode. Quali sono i fattori, oltre al colesterolo, di rischio che vanno tenuti sicuramente sotto controllo? Ovviamente alla causa, che è il colesterolo, concorrono dei fattori favorenti che determinano una maggiore possibilità da parte del colesterolo di aggredire le pareti vascolari, e questi fattori sono molteplici. Sicuramente il più importante è la pressione arteriosa. L'ipertensione è un importantissimo fattore di rischio e va assolutamente controllata in tutti i pazienti, sia coloro che non hanno avuto un evento, nell'ambito quindi della prevenzione primaria, sia in quelli che hanno avuto un evento, cioè in prevenzione secondaria. Il secondo fattore estremamente importante è l'abitudine tabacica. Il fumo di sigaretta danneggia quella membrana che ricopre i vasi, l'endotelio, e rende quindi più facile al colesterolo LDL di migrare e di trapassare questa membrana e localizzarsi nella parete del vaso. Poi esiste un terzo fattore fondamentale, che è il diabete. Il dismetabolismo glucidico, gli alterati livelli di glucosio sicuramente sono dei fattori fondamentali, a cui si associa poi tutto quello che è correlato al diabete, quello che noi adesso chiamiamo cardiologia metabolica, ovvero l'obesità, la sindrome metabolica, tutti questi aspetti che mettono noi cardiologi in stretta connessione con i colleghi lipidologi e che ci rendono come una task force nel tentativo di aggredire in maniera ovviamente buona questi pazienti, per controllare questi fattori. Ovviamente a questo si associa la mancata attività fisica, ed è fondamentale. Vi ricordo che ognuno di noi dovrebbe almeno come minimo fare un'attività fisica di 30 minuti ogni giorno, 7 giorni su 7, 12 mesi all'anno, continuamente. Un'attività fisica che può essere moderata ma che deve essere continuativa. Ad esempio, io oggi ho scelto di venire qui in Consiglio regionale non in vaporetto, ma facendo una passeggiata di 25 minuti dalla stazione di Santa Lucia a qui, proprio perché credo che sia fondamentale continuare questo tipo di approccio, e quindi quello di fare attività fisica sempre e comunque, salire le scale invece di prendere l'ascensore, e non rimanere seduti sempre al tavolino, ma cercare di fare ogni tanto una passeggiata, parcheggiare lontano dal posto di lavoro per avere 1 chilometro di cammino ogni giorno. Queste sono cose fondamentali.
La ringrazio, e qua esce un tema di fondo che interessa e coinvolge poi la politica, la educazione, perché la consapevolezza, che poi diventa il problema dell'educazione alla salute. E perché nel momento in cui io riesco a veicolare questo tipo di informazioni, riesco anche a fronteggiare in maniera migliore le emergenze. Penso, e il dato è più che preoccupante, le Nazioni Unite stanno lanciando degli allarmi sulla diffusione di cibi e alimentazione, in particolar modo nei paesi a maggior sviluppo come i paesi occidentalizzati, un'alimentazione ricchissima di grassi, che soddisfa molto il palato e costa pochissimo, e purtroppo quindi ha una diffusione nei ceti più bassi, con gravissime conseguenze, che non è soltanto appunto l'obesità, ma anche proprio già obesità infantile praticamente si riscontrano. Quindi la domanda la faccio adesso alla Presidente Berscacin. Qua la politica, che è uno dei motivi dell'incontro odierno, la politica, anche nel semplice campo della prevenzione, anche nelle scuole ad esempio, cosa può fare? Non sto dicendo cosa fa la Regione del Veneto, ma cosa si potrebbe fare di più di quello che si fa? Intanto voglio ringraziare il professore perché ci ha stimolato a superare la pigrizia. Effettivamente anch'io ogni giorno mi impongo, e anch'io ho fatto il percorso a piedi per fare i 25 minuti di questa giornata per arrivare al Consiglio regionale, e questo è bene sempre ricordarcelo, ci stimola, e sicuramente dobbiamo lavorare sempre di più, sia per chi insomma ha un'età già, uno sviluppato una propria esperienza e quindi dovrebbe aver sviluppato la capacità critica di capire anche dove deve mettere dentro la propria vita degli stili di vita sani, e quindi impegnarsi su questo, però lavorare soprattutto nei confronti dei più giovani, che secondo me ci sono delle opportunità straordinarie, perché lo sviluppo che abbiamo raggiunto sia in termini scientifici, sia in termini di capacità educativa, sia anche in termini di tecnologia, ci permettono oggi di arrivare ai più giovani con degli strumenti sicuramente efficaci, e di avere quindi anche gli effetti positivi sulla loro capacità di essere educanti rispetto a degli stili di vita che tra l'altro i più giovani hanno meno protezioni di noi adulti, e quindi hanno la capacità di assorbire ancora di più quelli che sono i messaggi positivi che il mondo adulto può mandare ai ragazzi, sia all'interno della scuola certamente, ma poi anche all'interno della vita sociale che i giovani fanno a 360 gradi. E su questo penso comunque dobbiamo dire che anche abbiamo degli strumenti significativi. Prima ho citato il piano della prevenzione 2020-2025, che sono importantissimi perché mettono assieme tutte le realtà, non soltanto la regione, ma tutte le realtà che nella vita di tutti i giorni permettono di condividere assieme quelle che sono le azioni da portare avanti nei confronti di tutta la popolazione, e anche con capitoli dedicati proprio ai più giovani. E per esempio in questi giorni anche nel nostro Veneto si sta lavorando molto per esempio sulla presenza di alimenti biologici all'interno delle mense pubbliche, mense scolastiche, mense universitarie, eccetera. Quindi credo che su questo ci possiamo fare tanto, sia in termini di alimentazione, sia in termini di esercizio fisico, quindi di prevenzione della salute, e anche comunque una capacità come le giornate di oggi di poter arrivare alle persone attraverso degli strumenti tecnologici e di poter fornire in modo chiaro, come hanno fatto i professori che sono intervenuti, spiegando a tutti quelli che sono i rischi che abbiamo, anche quelli che ogni tanto ci tappiamo gli occhi perché preferiremmo non vederli, ma che comunque c'è la possibilità di gestirli nel modo migliore. Ecco, passi pure, perché vedo che il professor Zambon vuole... Sono perfettamente d'accordo. Credo anche che le giovani generazioni abbiano una consapevolezza probabilmente superiore alla nostra, diciamo, dei 50-60enni, circa alcune caratteristiche di cibi a chilometro zero, non raffinati, per cui bisogna costruire, diciamo, sulla base di questa consapevolezza e educare sul fatto che
ci sono dei fattori di rischio controllabili. L'unico approccio che possiamo fare per migliorare a livello di popolazione il rischio cardiovascolare è l'approccio sullo stile di vita. Non possiamo dare i farmaci a tutti, assolutamente, non dobbiamo dare i farmaci a tutti. Se vorrei solo spezzare diciamo una lancia a favore dei pazienti che vede il dottor Bilato, cioè le persone che hanno già avuto un rischio cardiovascolare, hanno già avuto un evento. Perché? Perché non riusciamo a trattarli bene, e l'approccio che abbiamo davanti a noi è abbastanza semplice. Fino ad oggi abbiamo commesso degli errori che però abbiamo ben chiari, e recentemente le ricette per correggerli ci sono. L'approccio deve essere efficace, semplice e ben tollerato. Nei pazienti, in tutti i pazienti, sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Le possibilità di agire le abbiamo, magari con delle combinazioni di farmaci, sono ben tollerate. Dobbiamo semplicemente snellire il nostro approccio alla prevenzione cardiovascolare, aumentare la consapevolezza del colesterolo come fattore di rischio e, a livello ovviamente regionale ma anche nazionale, stabilire un network per cui questo parametro poi viene monitorato. Prima di passare la parola, volevo dire anche un'altra cosa. Oggi noi abbiamo fatto un piccolo esperimento, cioè stiamo facendo un piccolo esperimento con i dipendenti e i consiglieri regionali e gli assessori, grazie ad una casa farmaceutica, la Novartis. Stiamo facendo uno screening generale a tutti quanti molto veloce sul tasso di colesterolo, semplicissimo da fare. Io l'ho fatto in 3-5 minuti, riusciamo a fare, grazie appunto a Novartis. Non è l'unica casa farmaceutica che può proporre questi tipi di screening, ovviamente. Noi stiamo facendo un esperimento interessante, proprio nell'ottica del controllo periodico ma a proposito di prevenzione, lei ha qualcosa da aggiungere? No. Sì, io volevo, se mi dà le diapositive, volevo fare una battuta molto rapida. Uno, che come tecnico apprezzo moltissimo l'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, perché dà l'esempio della necessità di fare la prevenzione, e da questo punto di vista in realtà credo che sia importante avere dei progetti regionali di prevenzione cardiovascolare. Lo dico da tecnico, sostanzialmente, in cui dobbiamo creare sempre di più delle reti, dei percorsi, fare formazione e informazione. E guardate che la prevenzione non è una cosa fatta così. Volevo proprio fare questa battuta perché nasce da un'affermazione che ha fatto questo signore qui, che conoscete tutti, è Barnard, è il primo cardiochirurgo che ha fatto un trapianto al mondo di cuore, che era una persona abbastanza aggressiva, anche che ha preso dei rischi nella sua vita, anche, devo dire, facendo degli esperimenti nell'uomo. Però lui alla fine della sua carriera disse una cosa importante che secondo me chiarisce moltissimo il concetto dell'importanza della prevenzione. Lui disse: se mi fossi occupato prima di prevenzione, invece di salvare 150 persone, avrei potuto salvare 150 milioni di vite. La prevenzione è una cosa che non si vede molto spesso, non fa scalpore sui giornali, ovviamente fanno scalpore dei trattamenti eroici eccetera, ma è quello che veramente cambia e modifica in maniera favorevole la salute dei cittadini. Quindi è importante la prevenzione. Proprio ieri parlavo con un anatomopatologo di fama, Gaetano Tiene, ecco, quindi scuola padovana, e proprio il professor Tiene mi spiegava che in Italia c'è già una buona rete, diciamo, di prevenzione, per esempio su alcune tipologie di tumori, ma non c'è assolutamente una rete di prevenzione sviluppata come quella rispetto ai tumori sulle malattie cardiache, quindi appunto sul colesterolo, sì, ecco, le morti improvvise, gli sportivi che ti muoiono, cose di questo genere. La prevenzione avrebbe potuto salvarli. Aggiungo una cosa, non perché, è perché di solito le cose che piacciono sono quelle che fanno male, per cui bisogna stare attenti appunto a mangiare. Anche l'alcol è uno dei fattori di rischio da tenere particolarmente sotto controllo. Non vuol dire privarsi del bicchiere di vino, casomai bere meno, bere meglio, ma fare comunque sempre tanta attenzione. La moderazione è la chiave vincente. Perfetto.
Non so se qualcuno vuole fare una domanda veloce, abbiamo pochissimo tempo. Niente, va bene. Allora io ringrazio i nostri docenti che sono venuti chiedo alla Presidente Brescaccin di fare un omaggio ai nostri ospiti. A nome di tutto quanto il Consiglio regionale, ovviamente. Una cravatta, li prendiamo per il collo. Ecco, e oggi pomeriggio continueremo gli esperimenti. Chi vuole può andare anche in farmacia. Ci sono delle farmacie dove questi test possono essere fatti, non hanno valore diagnostico, però altamente indicativo per andare dal proprio medico di base a dire guardi, questo è stato il risultato, ho paura, meglio che faccia degli esami. Grazie a tutti e ci vediamo.